via Cus Palermo Città di Cinisi col primo pallone gestito proprio dalla formazione ospite. Subentra nell'azione San Filippo, breve anche la lettura delle formazioni, ma intanto seguiamo questo attacco da parte degli ospiti con la palla poi recuperata dalla difesa del Cus, in particolare con la gestione da parte di Parisi, indietro da Dotto. Tocco per Capizzipa, ancora Dotto, lungo linea a cercare Fucile, il cui velo non funziona. Subentra però nell'azione Castronovo, il quale subisce fallo, calcio di punizione. Come palla di Giovanni, il tocco per l'apertura su Favata, la palla che passa e trova Parisi. Avanza Parisi, la finta da parte del numero 2. Poi c'è il tocco per San Filippo, l'apertura sulla sinistra, l'aggancio che non riesce in questo caso a Falanga, poi prova ad arrivare sul pallone Giannone ma non lo tiene in campo, e allora fallo laterale per il Città di Cinisi. La rimessa che viene battuta, il colpo di testa, poi la palla che gravita dalle parti degli uomini in maglia biancorossa, che però preferiscono spazzare il pallone. Dotto allarga su Parisi, che la fa avvicinare e poi converge. Scarico indietro ancora per Marco Addotto. Palla che passa dal centrocampo, Mammone anticipato per la palla allargata sulla destra, dove Cannizzaro non può arrivare. La battuta con le mani verso Favata, che viene fermato anche Mamone. C'è il fallo da parte di Craparo e il conseguente calcio piazzato. Occhio alla palla per la corsa di San Filippo, fermato dall'intervento di Gnoffo. Lo scambio tra Fucile e Parisi, ancora Parisi a ricevere. Parisi propone il cross verso Mamone, che in qualche modo aggancia. Mamone viene fermato, poi allontana Cannizzaro solo per un attimo il pallone sui piedi di Castronovo, che suggerisce l'inserimento a sinistra a Giannone. Giannone propone al centro il tentativo di testa parte di Fucile che non arriva, poi San Filippo, ancora San Filippo, la girata verso il cuore dell'area di rigore. La palla che non viene toccata da nessuno. Andrà dal fondo il portiere Pepe. La palla che arriva a centrocampo, colpo di testa di Favata in fallo laterale. Poi c'è la palla recuperata da Giannone in fallo laterale. Tante cose anche oggi, come è successa nell'ultima gara stagionale. Mister Rao ha chiamato con sé altri 2 elementi classe 2005. Stiamo parlando di Bargione e di Viviano, soprattutto Viviano, chiamato alla conferma dopo l'ottima prestazione nello spareggio contro il Resuttana. Classe 2005 in mezzo a tanti 2003, è riuscito a segnare la doppietta che valsa la vittoria e soprattutto la qualificazione per lo spareggio, per un altro spareggio per la vittoria del concentramento tra appunto il Cus Palermo e il
Casteldaccia, che invece ha vinto il suo girone. Intanto c'è il fischio contro fallo. Ricordiamo che con le telecamere di Sportissimi seguiremo i prossimi impegni sicuramente di Cus Palermo e Fincantieri in quelle che sono le gare per i playoff regionali, in particolare oltre ovviamente al gruppone di Mister Rao, occhi puntati sui due gruppi, sul gruppo Under 16 guidato da Davide Adeola per quanto riguarda la Fincantieri, e gli Under 15 sempre della Fincantieri guidati da Mister Visconti, mentre tra le fila del CUS c'è il gruppo guidato da Ren, gli Under 14, i giovanissimi regionali Under 14 impegnati nei playoff, poi tante altre iniziative che scoprirete nel corso dei prossimi giorni, sempre ovviamente targati Sportisili. Qui intanto attenzione a Parisi che si inserisce in area, viene fermato dall'intervento di Gnoffo, la palla finisce in fallo laterale. Giornata quasi estiva, non è la prima di questo scorcio di fine aprile qui a Palermo. San Filippo scambia con Parisi. Parisi propone la palla al centro, interessante l'idea, meno l'esecuzione, palla che si perde oltre la traversa, quindi si riparte dal fondo con Pepe. Fa salire i suoi compagni il portiere delle città di Cinisi, che va alla battuta lunga a vuoto qui, questa volta Favata, che poi trova il pallone sull'assist di Giannone in anticipo secco ai danni di Mamone. Poi c'è il fallo da parte di Favata, si continua a giocare, si è rialzato Maniaci, poi che alla palla lunga Parisi alza questo campanile per anticipare il suo avversario, poi cerca di tenere il pallone in campo, non ci riesce, allora andrà con le mani Arca di Pane di testa Capizzi. Poi prova a lottare San Filippo con Serio che rimane giù. San Filippo, ancora San Filippo che prova a passare e ci riesce, per la palla in profondità per la corsa di Falanga. Falanga all'1 contro 1 con Palazzolo, poi la palla in profondità per la corsa di Favata, fermato in calcio d'angolo. È il primo tiro dalla bandierina della partita e per il Cus Palermo, con Cristiano Falanga pronto alla battuta. La battuta del numero 7 del Cus Palermo, la palla sul primo palo, senza problemi Pepe che fa sua la sfera. La battuta del numero 1 della squadra biancorossa, palla che cade dalle parti di Giovanni, poi Favata scambia con Falanga, scambio anche elegante, poi tocco in profondità per la corsa di Mamone, chiuso però molto bene dall'intervento di Vassallo, che guadagna anche rinvio dal fondo, forse avrebbe anche guadagnato il fallo. Il direttore di gara, non so se per un mancato fischio o per la concessione del vantaggio, fa ripartire tutti dal fondo, e proprio con Gabriele Vassallo che va a lungo dalle parti di Cannizzaro. La palla persa però dal numero 7 biancorosso, messa per il Cus Palermo con Antonino Giannone. Giannone che nelle ultime gare, specialmente gli ultimi due impegni dell'Under 19, ha lasciato la sua corsia a Terrasi, autore di due ottime prestazioni contro il Resuttana San Lorenzo, contro un giocatore sicuramente difficile da marcare come Alfano. Intanto guadagna un buon fallo laterale Parisi.
Castronovo, il tocco per Parisi, anzi per Fucile, che libera lo spazio per la corsa di Sanfilippo, anticipato Sanfilippo dall'intervento di Vassallo. Tanto è uscito il pallone, ne arriva un altro, superati i primi 10 minuti di questo primo tempo. La battuta su Mamone, Parisi, arriva ancora Mamone, torna dal suo terzino destro, Parisi prova a inserirsi Sanfilippo, la palla è per lui, Sanfilippo sul lato corto dell'area, propone al centro questa palla, Mamone la aggancia e forse la toglie dalla disponibilità di Falanga. Tanto Castronovo di testa, Capizzi rischia ma alla fine allontana la minaccia, il pallone allontanato da Gnoffo, nuovo lancio questa volta di Favata, fuori gioco di Sanfilippo. Pallone per Maniaci, poi insegue la sfera Serio, anticipato da Capizzi, tutto ok secondo l'arbitro. Rimessa per il Città di Cinisi, in particolare per Arcadipane, che rimette subito in gioco, allontana Castronovo, poi Sanfilippo a vuoto con Craparo e alla fine c'è il fallo commesso in precedenza proprio dal numero 4. Qui si chiariscono i due. Parisi che può battere Capizzi, lancio lungo, cerca Fucile, il quale fa scorrere, però ci sono solo maglie biancorosse. Craparo la tocca per Arcadipane, poi Serio di prima prova a girarla, c'è l'ottima diagonale da parte di Giannone, poi però la palla è ancora buona per il Città di Cinisi, c'è la chiusura, attenzione al tentativo di Maniaci, respinto dalla difesa, altro colpo di testa, reclamano anche un fallo di mano i giocatori del Città di Cinisi, ma siamo dall'altra parte con Mamone che corre, Mamone spalle alla porta, ancora Mamone prova a portare a spasso l'avversario, Mamone al tiro, Vassallo però all'ultima parola e concede calcio d'angolo, il secondo della partita. Le proteste da parte di Serio, ma c'è un calcio d'angolo per il CUS Palermo, con la rincorsa di Falanga che viene a battere anche da quest'altra parte con traiettoria a rientrare. Falanga la scodella sul secondo, la palla rimane lì, non riesce a colpirla bene Capizzi, allora allontana la difesa del Città di Cinisi. Attenzione a quella corsa di Giannone che prova a anticipare Serio, lottano i due, ancora Serio sul pallone, scarica indietro per la palla battuta in avanti da Arcadipane dalle parti di Favata, di Giovanni, senza Fronzoli, trovando Fucile. Fucile riesce a scavalcare una gran palla, questa per Mamone che prova a controllarla, in qualche modo la ritrova, Mamone destro, la parata da parte di Pepe e poi la palla allontanata prima, grande chance per il CUS. Meno di un quarto d'ora prima dell'occasione, della prima occasione per i padroni di casa. Sanfilippo per la palla rimane lì, Fucile cerca di suggerire ai compagni, non ci riesce, poi Capizzi apparecchia per Castronovo, lancio in avanti, intercetta Craparo, poi Serio, c'è il contatto con Castronovo, fischia con qualche secondo di ritardo l'arbitro, fallo di uno dei tre componenti della cerniera di centrocampo del CUS Palermo insieme a Favata e a Sanfilippo. Favata oggi insignito dei gradi di capitano. Allora occhio a questo calcio di punizione con Gnoffo a batterlo vicini al quarto d'ora. Gnoffo scodella verso l'area, la palla che rimbalza dalle parti di Addotto che è sicuro nella presa e poi va subito alla battuta lunga, colpo di testa da parte di Gnoffo, poi forse rientra dal fuorigioco Maniaci, lo fa in tempo secondo l'arbitro, poi recupera Favata, prova in estirata Falanga senza successo,
Colpo di testa di Serio che cerca quantomeno di sistemarla, poi la tocca con un braccio cercando di servire Vitale. Ha subito rimesso in gioco il pallone il Cus con Fucile. La giocata verso San Filippo, ancora lo scambio che si chiude. Fucile prova a passare centralmente, c'è il rimpallo che forse lo favorisce, però ci crede poco il numero 10. Allora Pepe può andare al rinvio. A vuoto Castronovo, poi la palla arriva a Di Giovanni che la alleggerisce di testa a Marco Addotto. Lancio in avanti, la palla intercettata da Craparo. Prova a ripartire Cittadicini, si tocca per Serio, fermato però dall'intervento di Castronovo. Poi palla che arriva dalle parti di Fucile. Fucile fermato dall'intervento di Craparo. Fallo laterale per il Cus. Con Parisi c'è da sistemare i lacci dello scarpino destro di Gnoffo. Arriva il fischio dell'arbitro e Parisi che rimette in gioco cercando San Filippo, alla fine guadagna qualche metro per l'intervento di Vitale. Altro fallo laterale ben al di là della linea di tre quarti. Poi c'è un'altra deviazione sul fallo laterale e arriva anche il terzo calcio d'angolo con l'anticipo di Vassallo su Mamone. La battuta ancora di Falanga. Occhio alle torri in area, sono in 6 del Cus all'interno degli ultimi 16 metri avversari. Uno di questi è Parisi che non arriva. San Filippo. Scambio con Falanga, ancora i due mancini del centrocampo del Cus. Con la palla in mezzo Capizzi, era in fuorigioco. Ma in ogni caso era andato a vuoto, lasciato totalmente solo dalla difesa ospite. E occasione che se ne va. E Pepe che può andare alla battuta del calcio piazzato. Con la palla che spiove ben oltre la metà campo questa volta. Prolunga Maniaci cercando Vitale che anticipa, commettendo fallo però su Capizzi. E il piazzato per la squadra di mister Mattia Rao, con Di Giovanni che tocca su Castronovo. Avanza Castronovo che poi cerca di lanciare per la corsa di Parisi. Troppo lungo il pallone. A buon gioco Pepe in uscita comoda. Battuta di Pepe dalle parti proprio di Vitale. Craparo. Il lancio dall'altra parte, il colpo di testa da parte di Giovanni su Falanga. Falanga inseguito da Francesco Vitale. Poi Mamone scavalcato, Fucile colpito duro, l'arbitro fischia. Ancora una volta con un paio di secondi di ritardo. Il fallo, credo, di Gnoffo. Sul numero 10. Giocatore estremamente funzionale al gioco di mister Rao. Intanto occhio a questo calcio di punizione che arriva a ridosso del 20° minuto. Sul pallone se ne va Falanga, la palla viene battuta da lui, è uno schema che cerca di favorire il cross di San Filippo, la palla è lunga, non rimane in campo. Era troppo prevedibile, era troppo prevedibile, ve l'ho detto Sevilone. Qui uno schema che mister Rossetti Menotti non deve aver gradito più di tanto.
E Pepe che può andare al rinvio. Superato il 20° da una manciata di secondi. C'è la battuta da parte del numero 1 del Città di Cinisi. Favata fermato dall'intervento di Francesco Vitale. Sono due i Vitale in campo. Francesco col numero 8 e Manuel col numero 11. Qui colpito proprio Francesco Vitale. Pallone calciato in avanti da Palazzolo direttamente dalle parti di Addotto. Rinvio del numero 1 del CUS, palla che si alza a campanile, arriva a centrocampo dove San Filippo anticipa Craparo col fallo però del capitano del Città di Cinisi. Calcio di punizione per la squadra in maglia nera, con Andrea Castronovo alla battuta. Cambio palla e non è volley, con il numero 4 del CUS Palermo chiede movimento Mister Rao. La battuta dalle parti di Giannone, scavalcato dal pallone ma c'è la spinta da parte di Cannizzaro. Altra punizione decisamente più invitante per il CUS Palermo. C'è stato anche un contatto in aria involontario di Giannone e ai danni di Cannizzaro una sbracciata. Alla fine ad avere la meglio è stato proprio il numero 7, ad avere la peggio è stato il numero 7 del Città di Cinisi, ma occhio a questa punizione per il CUS. Sul pallone si riporta Favata. In 6 del CUS a saltare, San Filippo pronto sulla ribattuta al limite, così come Castronovo. Direttore di gara che catechizza entrambi gli schieramenti sulle trattenute. Poi Favata può andare alla battuta di questo calcio di punizione. Pallone che spiove dentro l'area, a vuoto Capizzi. La palla che diventa buona per Castronovo, che non riesce però a calciare. Trova una deviazione e trova soprattutto il tentativo di ripartenza da parte del Città di Cinisi con Manuel Vitale. Tocco di Craparo preso in controtempo, infatti palla persa da Città di Cinisi. Occhio a questa palla di Giovanni per Falanga. Falanga in area di rigore, va a contrasto con Vassallo, calcio d'angolo. Qui Falanga ha un po' scalpellato l'ottima giocata da parte di Di Giovanni. E occhio al quarto tiro dalla bandierina per il CUS con ancora una volta Falanga. Palla che spiove, questa volta primo palo, in anticipo Palazzolo. Poi Serio prova a far salire i compagni, c'è lo scambio che non si concretizza perché Serio incespica sulla terra battuta della Fincantieri. Attenzione a questa palla che è buona per Capizzi. Capizzi in aria, la fa rimbalzare, poi passa dal centro, c'è un liscio clamoroso e qui spreca malamente l'occasione il CUS, che però torna in possesso del pallone. Falanga, sinistro di Falanga, in due tempi Pepe. Qui Capizzi come un pesce fuor d'acqua, al limite dell'area di rigore, col pallone tra i piedi e con lo specchio della porta tutto aperto. E oltre a questo Mamone tutto aperto a destra accanto a lui che poteva andare verso la porta. Chiaramente un errore, però con un parziale alibi dovuto alla mancata pratica da questo punto di vista per il numero 6 di Mister Rao. E Cus che avanza, Parisi cerca la palla in profondità, non la trova, poi subentra ancora Parisi in anticipo su Craparo. Parisi sul fondo viene raddoppiato, ancora Parisi sbilanciato da Craparo, calcio d'angolo.
voleva qualcosa di più, voleva il fallo. Il numero 2, il terzino destro del Cus, ma c'è la quinta opportunità dalla bandierina proprio per la squadra di casa che sta collezionando tiri dalla bandierina, ma fin qui di palle gol vero e proprio c'è soltanto il tentativo di Mamone al 14°. Mentre c'è Davide Sanfilippo alla battuta del calcio d'angolo, palla che spiove ancora, secondo palo, stacca Falanga e c'è l'intervento da parte di Pepe in calcio d'angolo. Ottimo qui l'asse Sanfilippo Falanga con il colpo di testa di quest'ultimo che si infrange tra i guantoni di Pepe. Sesto corner per il Cus, batte Falanga. Primo palo, prova a staccare Sanfilippo, poi la palla scende dalle parti di Mamone che la uncina, però non trova la porta, ma c'è un'altra chance da annotare con Sanfilippo che ha provato a riprendersi il favore ottenuto da Falanga nel corner precedente. Poi sul prosieguo dell'azione Mamone è riuscito a inquadrare i pali. Qui Mamone che subentra nell'azione, lo scontro con Gnoffo. E calcio piazzato per il Città di Cinisi. Gnoffo che aveva subito il fallo da Mamone, colpo di testa di Di Giovanni, poi altro colpo di testa in avanti, prova ad arrivare Craparo, duello aereo con Sanfilippo, vinto inizialmente da quest'ultimo, poi ancora Sanfilippo subentra, recupera palla e la gioca centrale per Sanfilippo, un po' troppa fretta qui dell'8 per servire. Rimessa per Arcadipane. Qui non ci arriva Maniaci, poi si lotta lì in mezzo, il servizio a cercare Manuel Vitale, chiusura, poi Serio toglie il piede, per poco non avvantaggia i suoi avversari. Craparo a contrasto, Arcadipane prolunga cercando Serio, colpo di testa di Capizzi e poi c'è la spinta da parte di Cannizzaro ai danni di Favata. E poi ha calciato a gioco fermo Maniaci, catechizzato dal direttore di gara. Favata, Di Giovanni, Capizzi. Battuta lunga, Mamone cerca la sponda per fucile che viene anticipato, poi la palla rimane lì. Sanfilippo può armare la corsa sulla destra di Parisi, il cross di prima di Parisi non è granché, subentra Vassallo, poi spazza Arcadipane. Castronovo. Sanfilippo con lo stop a seguire elegante ma poco efficace, subentra nell'azione Francesco Vitale, il tocco per Manuel Vitale, contrastato e fermato da Sanfilippo. Parisi cerca di far passare, Vitale lo ferma, poi Capizzi senza fronzoli cercando Fucile, Fucile trattenuto, continua a correre, continua a giocare, subentra Vassallo, l'arbitro fischia contro il numero 10 del Cus. La battuta di Vassallo di testa Parisi in fallo laterale. Ci avviciniamo alla mezz'ora e al primo terzo di gara che se ne va. Punteggio di 0-0. Predominio del gioco come spesso accade per il Cus Palermo. Qui intanto il tentativo di Serio, velleitario, blocca ad 8. Dicevo predominio nel gioco come spesso accade per il Cus. Palle gol vere e proprie, soltanto 2. Ho visto poc'anzi al 14° il tentativo di Mamone respinto da Pepe, che poi è stato molto bravo
anche sul colpo di testa al 26esimo di Falanga su azione da calcio d'angolo. Calcio di punizione intanto per il CUS, batte Castronovo verso l'area di rigore, colpo di testa di Gnoffo, palla che finisce oltre la linea laterale, rimessa per i padroni di casa con Giannone, che poi propone al centro questa palla di destro che rimbalza male, subentra Capizzi, il rimpallo che lo favorisce, là attenzione perché si è aperto lo spazio per il Città di Cinisi, attenzione alla corsa di Magnaci che propone al centro questa palla per Vitale, il quale sbaglia colpendo male, il CUS rischia, il Cinisi sfiora il gol. La battuta intanto di Castronovo per la corsa da parte di San Filippo, fermato. Tanto il direttore di gara ferma il gioco, c'è Arcadipane un po' sofferente. La battuta del calcio d'angolo con San Filippo, pallone che spiove questa volta Pepe con i pugni, c'è Mamone sul secondo palo che calcia, il salvataggio sulla linea e altra occasione che sfuma per il CUS. San Filippo in posizione regolare, converge San Filippo, poi la ruleta, ancora San Filippo fermato, tutto ok per l'arbitro e ora attenzione alla ripartenza da parte del Città di Cinisi che ha dimostrato di poter far male in situazioni di questo tipo. Occhio allo stop a seguire da parte di Magnaci, chiude però Giannone che poi resiste anche alle cariche, poi ancora Magnaci, fischia l'arbitro, calcio di punizione, Magnaci che calcia via il pallone, anzi si tratta di Francesco Vitale che si becca il cartellino giallo. Fa scendere il pallone intanto Favata, torniamo in cronaca con Favata che va all'1 contro 1 praticamente vicino all'angolo, poi mette questa bella palla al centro, Fucile! Non riesce a indirizzarla, altra occasione, adesso cominciano a diventare tante per il CUS. Castronovo in avanti per la corsa ancora di Fucile, fuori gioco. Battuta di Pepe con la schiena serio dalle parti di Di Giovanni che può soltanto allontanare anche per far disporre meglio i compagni in campo. Siamo all'alba degli ultimi 10 minuti di primo tempo, il parziale non cambia ma ora di palle gol ce ne sono già di più rispetto ai primi minuti. Intanto Castronovo commette fallo. È rimasto giù se non ho visto male serio.
si è rialzato serio, colpito da Castronovo, che evidentemente non condivide la scelta arbitrale. L'impatto è stato importante tra i due, per fortuna nulla di grave. In ogni caso punizione per Gnoffo. Palla battuta verso l'area di rigore avversaria, subentra Capizzi dopo il primo rimbalzo. Poi Sanfilippo che la fa scendere e lancia su Favata. Favata la sistema, attende l'arrivo dei compagni, poi lancia dalle parti di Mamone, tocca a Gnoffo. Mamone può comunque arrivare, Pepe lo anticipa, fa sua la sfera. Castronovo non riesce a servire nel migliore dei modi Fucile. Poi lo scambio che favorisce ancora Giannone, almeno sembrava favorire Giannone, ma la palla non passa, o meglio va oltre il piede sinistro del terzino, che poi dopo la rimessa recupera. Converge Giannone, Castronovo prova ad aprire, preso in controtempo Sanfilippo. A vuoto Maniaci che cade anche male sul terreno di gioco, infatti rimane giù, è caduto, è andato giù con l'osso sacro, non un impatto felice per lui. Si è rialzato Clemente Maniaci. Comunque rimessa per il Cus Palermo, 37-15, circa 8 minuti, vedremo se ci sarà del recupero, forse un minuto per qualche interruzione breve, ma comunque accumulandosi fanno sì che un pochino di tempo si sia perso. Qui al campo della Fincantieri, la roccaforte, il Cus Palermo di mister Mattia Rao. Ricordiamo che chi passerà indenne questo primo incontro, mentre intanto recupera palla Sanfilippo, e poi c'è il fischio contro Francesco Vitale. Dicevo che chi passerà indenne questo primo incrocio se la vedrà poi con la vincente dell'altra sfida di questo primo turno playoff, ovvero sia quello tra il Costa Gaiadelcam e l'Atletico Nissa, per poi andare ad affrontare il Trapani per decretare la squadra vincente di questo girone unico del campionato regionale allievi under 18. Qui tocca Capraro. Poi un po' di confusione, subentra Parisi che alleggerisce su Addotto col lancio, costretto dalla pressione degli avversari. Sanfilippo può girarsi, Sanfilippo avanza ancora, Sanfilippo vede Falanga forse con un attimo di ritardo, tant'è che Falanga deve tornare sui suoi passi. Accompagna l'azione Parisi, Falanga all'1 contro 1, propone al centro col sinistro, pennella al centro, non trova Fucile ma c'è Giannone. Sanfilippo se la sistema, la palla sul sinistro, lo prova, viene stoppato il suo tiro, poi lotta Mamone con Vassallo, recupera palla il Cus. Castronovo, Falanga fermato, tutto ok per l'arbitro, intervento pulito sul pallone di Manuel Vitale. E ripartenza del Cittadicini, si chiusa molto bene da Capizzi che poi mette anche la testa, subisce fallo, secondo l'arbitro fallo di Francesco Vitale. Riparte il gioco, Parisi fermato. La battuta con le mani verso Serio che non controlla bene, alla meglio Falanga, poi Sanfilippo. Mamone, lo scambio tra i due, poi ancora Mamone che può portare avanti il pallone. Servizio per Falanga a destra. Falanga prova a sterzare, poi riesce ad evitare un paio di cariche. Sempre Falanga in area, proprio al centro, secondo palo, Mamone anticipato, poi palla messa fuori dove c'è Castronovo. Favata indietro su Giannone che evita un avversario, restituisce ritmo all'attacco della sua squadra. Ancora Giannone fermato senza fallo. Maniaci cerca di servire in profondità dove c'è però il solo Capizzi.
Battuta in avanti. Si lotta in mezzo al campo. Francesco Vitale per il cross di Cannizzaro allontanato. Si continua a lottare. San Filippo la tiene. Riesce ad evitare il contatto, però arbitro fischia contro di lui. E calcio di punizione per il Città di Cinisi. C'è il fischio del direttore di gara, la battuta verso l'area, allontana San Filippo, ma ancora pallone buono per il Città di Cinisi che cerca un altro pallone verso l'area di rigore, fuori gioco di Maniaci. La battuta verso Fucile che riesce ad avere la meglio per la palla battuta in avanti da Giannone. Favata non benissimo per Fucile che ci arriva lo stesso. Ancora Favata riesce ad evitare il contrasto, poi San Filippo. Castronovo, ultimi 2 minuti di questo primo tempo più eventuale recupero, palla troppo lunga per Parisi, rimessa per il Città di Cinisi. Castronovo lascia rimbalzare, poi San Filippo forse carica su Vitale, l'arbitro lascia giocare, allora Fucile in avanti, chiude Gnoff, Fucile seconda chance, altra palla intercettata, c'è però Falanga mette fuori il pallone. Ha preso un po' di terra in faccia Davide San Filippo. L'arbitro ha fermato il gioco. L'arbitro scodellerà il pallone in favore del Cus Palermo. Falanga. Avanza ancora il numero 7, scambio con Favata, poi anticipo di Vassallo, il controllo di Serio, poi Manuel Vitale, ha servito Francesco Vitale che ha cercato questa palla un po' a memoria. Serio però era andato indietro. Qui c'è la palla recuperata molto bene da Favata, apertura per Parisi, controllo di Parisi che può avanzare, preferisce mettere al centro il pallone. Pepe la fa sua. Un minuto di recupero. Di testa Maniaci, di testa di Giovanni dalle parti di Giannone. Ancora di Giovanni. Parisi. Avanza ancora Parisi. Trova compagni a servire. Adesso va da Mammone che viene però chiuso. Forse è l'ultima chance per il Cus Palermo in questo primo tempo. Castronovo scambia con Capizzi. Parisi, sempre nel vivo del gioco. San Filippo la gira, Castronovo, direttore di gara che inizia a guardare il cronometro. Castronovo può avanzare, ancora Castronovo, palla per Fucile, Castronovo anticipato
proprio in quella che era l'ultima azione del primo tempo. Primo tempo che si chiude in parità 0-0 tra Cus Palermo e Città di Cinisi. Occasioni più per parte cussina che non in favore degli ospiti, ma alla fine Pepe e compagni stanno portando a casa almeno per il momento il pareggio, che però nei 120 minuti non servirà a nulla. Appuntamento alla ripresa, restate con noi.
Torniamo in diretta dal campo della Fincantieri per il secondo tempo di Cus Palermo, città di Cinisi, gara valida per il primo turno dei playoff del campionato regionale allievi under 18. 0-0 al termine della prima frazione, ripresa che sta per iniziare a occhio senza cambi entrambe le parti. Con il direttore di gara che dà il via alla ripresa, con il Cus che ha già recuperato il pallone con Falanga. Capizzi allarga su Parisi, uno dei più coinvolti nella sua squadra. Capizzi ancora, San Filippo col velo su Fucile che scarica verso Falanga, fermato col fallo da Vitale. Castronovo tocca per Falanga, ancora dal suo numero 4 che allarga nuovamente, risolta su San Filippo. Ancora San Filippo, palla in avanti, la chiusura in fallo laterale di Arcadipane. Rimessa già battuta, altro fallo laterale in favore della squadra di casa. Pallone rimesso in mezzo da Parisi, l'anticipo su Giannone in pressione offensiva, poi Castronovo dentro a cercare Favata, poi la palla rimessa al centro, colpo di testa e pallone che viene allontanato in qualche modo dalla difesa del Città di Cinisi, che adesso prova a ripartire con Maniaci, lascia scorrere Serio, interviene Capizzi in fallo laterale, inizia subito in maniera vibrante la partita. Mister Ro che inizia a far muovere qualche elemento della sua panchina, invece tutto fermo per quanto riguarda i ragazzi guidati da Rossetti Menotti. Recupera palla Parisi, si sgancia Mamone, Parisi invece porta palla, Parisi cerca San Filippo, esce male dal suo destro il passaggio, allora rimessa, poi a vuoto tutti, arriva Castronovo, scortato da Capizzi, il lancio, cercare Mamone, troppo lungo per tutti. Con Pepe che può andare lungo con le mani, palla dalle parti di Manuel Vitale che controlla male, allora Falanga, può avanzare Falanga, guarda la porta, ci prova, tiro ribattuto da Vassallo. Fucile, il controllo in qualche modo per la palla che cade dalle parti di Castronovo, che alza questo pallone a cercare Mamone, qui a vuoto tutti, Mamone subentra! È il gol del vantaggio da parte del Cus Palermo, un po' di confusione, alla fine risolve Attilio Mamone per il vantaggio da parte del Cus Palermo, proprio in apertura di secondo tempo. Segna Mamone. Qui Mamone si era disinteressato dell'azione perché si era accorto di essere in posizione forse irregolare in un primo momento, quindi non ha partecipato all'azione. Poi l'errore sull'asse Vassallo-Pepe e alla fine torna a segnare, torna a giocare e torna al gol Attilio Mamone, uno dei top scorer della categoria. Intanto il tentativo di inserimento, la connection a Dotto Capizzi funziona meglio di quella tra Vassallo e Pepe, allora è uscito con i tempi giusti il portiere del Cus. Qui San Filippo con apertura panoramica, altro errore che cerca Mamone di sfruttare ancora una volta, subentra però nell'azione Cannizzaro, Mamone prova a scipparlo e guadagna calcio d'angolo. È entrato bene in partita, per usare un eufemismo, Mamone. Settimo calcio d'angolo in favore del Cus Palermo, nessuno fin qui battuto dalla squadra ospite, con Falanga che va alla battuta.
Pallone che spiove sul secondo palo. Il colpo di testa di Capizzi, che ci prova sempre. Questa volta non trova la porta. Qui Cannizzaro prova a passare centralmente, ma non ci sono rifornimenti. Allora Capizzi gioca con Di Giovanni. Lancio lungo, l'anticipo da parte di Palazzolo. San Filippo. Mamone prova ad allargare dalle parti di Giannone. La palla in qualche modo arriva, anzi a falanga. San Filippo rimontato da Francesco Vitale, poi ancora un alleggerimento sbagliato e un altro calcio d'angolo regalato letteralmente da un Città di Cinisi che ha però un po' sfiduciato dopo la rete di Mamone, ed è qui che probabilmente Mister Rao sente l'odore del sangue della preda e cerca di aggredire l'avversario per cercare l'immediato raddoppio che metterebbe abbastanza al sicuro la situazione di punteggio. Dalla bandierina stavolta va San Filippo, pallone che spiove, a vuoto questa volta Capizzi, palla che cade alle parti di Mamone che controlla, non ha più luce per il tiro, allora Scodella verso Fucile, scontro a centro area che vede avere la peggio Gnoffo. Richiamata la panchina del Città di Cinisi. Con l'assistente di Mister Menotti che, a dire la verità, era ancora negli spogliatoi, è arrivato adesso, l'avete visto entrare. Ricordo ancora una volta, come ricordato in maniera solo parziale all'inizio di questa telecronaca, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e qualora dovesse persistere anche allo scadere dei 120 minuti la parità, a passare il turno sarebbe il CUS, che può contare sul doppio risultato solo dopo lo scadere dei 90 regolamentari. Stesso discorso che varrebbe in caso appunto di passaggio del turno, in caso di sfida con una qualsiasi tra Costa Gaià, Delcam e Atletico Nissa, che ricordo si sfidano nell'altro incontro di primo turno. In quel caso sarebbe la squadra nissena ad approfittare soltanto per questa gara appunto della stessa situazione favorevole di cui gode il CUS. E ricordo anche che al termine di questo percorso che mette di fronte le squadre dalla seconda alla quinta posizione di questo campionato, girone unico dei allievi regionali Under 18, la vincente tra queste 4 sfiderà il Trapani, che ha vinto, si è aggiudicato il girone, è arrivato primo grazie anche, se non soprattutto, alla doppia vittoria contro il CUS. Mentre qui intanto c'è il primo cambio della partita, sta entrando Salvatore Palazzolo, maglia numero 17, esce Cannizzaro. La rimessa per Mamone, poi la palla messa fuori da Craparo. Di Giovanni la gira ancora dove c'è Francesco Vitale. Serio. Cercato qui Manuel Vitale che col tacco prova a servire compagni, c'è un rimpollo che lo favorisce, poi Serio che allarga dalle parti proprio del nuovo entrato Salvatore Palazzolo, il quale la controlla. La palla messa al centro, il velo che però non distrae Capizzi, poi colpo di testa di Craparo, palla che batte dalle parti di Castronovo che di testa prolunga su Fucile. Fucile prova a passare, la palla va fuori, la rimessa è per il Città di Cinisi secondo l'arbitro, con la battuta di Giacomo Palazzolo, il tocco di Maniaci e la rimessa è per il CUS Palermo. Con le mani Giannone, Favata, controlla in mezzo a 2, poi cerca di farla passare su Mamone, anticipato da Craparo. Castronovo non la arpiona e allora Serio con la palla lanciata verso Maniaci chiuso
da Alessandro Di Giovanni. Teniamoci, dai! Una questione di voglia, ragazzi, solo una questione di voglia. E c'è il primo cambio anche nel CUS, esce Davide Sanfilippo, quale lascia il posto a Corda protagonista dello spareggio contro il Resultana nel bene e nel male. Ottima la sua prova, macchiata però dal cartellino rosso che di fatto lo costringerà a saltare il primo incontro della finalissima contro il Casteldaccia. Ricordo doppio confronto sull'asse composto proprio dal campo della Fincantieri e dallo stadio Fiorilli di Casteldaccia. Entrambe le gare ovviamente in diretta su Sportisili. Intanto attenzione però alla palla messa in mezzo. Intanto un po' di confusione perché il direttore di gara ha fischiato fallo perché un giocatore della città di Cinisi, se non ho visto male proprio Salvatore Palazzolo, ha detto lascia nel bel mezzo dell'azione d'attacco. O probabilmente per un fuorigioco. Ammonito sia il direttore tecnico Rossetti Menotti che il giocatore in panchino, ovvero sia Gaglio, maglia numero 15. Situazione che ha lasciato interdetti i giocatori ospiti. La battuta lunga di Addotto, colpo di testa, poi Castronovo, altro colpo di testa di Giacomo Palazzolo dalle parti di Falanga, anticipato ancora dal numero 2, poi la palla che arriva dalle parti di Mamone, subentra Corda, fermato anche lui da Gnoffo, e poi la palla giocata male dal numero 6 della città di Cinisi, fallo di Serio ai danni di Capizzi. Da ribattere la punizione. Punizione che verrà battuta da Di Giovanni. Protestano i giocatori del Cinisi per la perdita di tempo. Di Giovanni va verso l'area di rigore, prova ad arrivare Giannone, scavalcato dalla sfera, non riesce poi a giocarla. Occasione potenziale qui per Giannone. Subito rimesso in gioco il pallone dalla città di Cinisi con Giacomo Palazzolo, il tocco di Gnoffo per Craparo, rimontato e aggredito fallosamente da Fucile. Tanto si sta scaldando Mazza nel CUS, tutto fermo invece sull'altra panchina, che ricordo dopo l'ingresso in campo da parte di Salvatore Palazzolo al posto di Cannizzaro vede ancora impastato Mazzone, Gaglio e Benedetto Mamone, che è l'altro Mamone in campo oggi, mentre intanto la palla rimane in campo sull'avanzata da parte proprio di Salvatore Palazzolo, che si riporta sul destro. Francesco Vitale
converge, propone verso il centro, palla stoppata, arriva Maniaci, ancora Maniaci in avanti, sbaglia tutto. Panchina che per il Cus invece vede la presenza del secondo portiere Procida, poi Mangano, Arena, Galatolo, Bargione, Viviano, Vinci e il già citato Mazza. La battuta del rinvio dal fondo affidata a Di Giovanni, palla che arriva nei pressi del centrocampo, Corda al contrasto aereo con Manuel Vitale che prova a tenerla davanti alla sua panchina, poi subentra l'azione Fucile che per un attimo recupera, la palla passa, Francesco Vitale, il tocco per Arcadipane che non la tiene in campo, è rimessa davanti alla panchina ospite per il Cus Palermo. San Filippo qui viene fermato, poi Parisi alleggerisce su Addotto, Addotto lo lascia arrivare, la controlla e poi la calcia, colpo di testa di Craparo, poi Falanga mette giù, viene aggredito e fermato da Francesco Vitale, insiste il numero 8 del Cinisi che va via, ancora Vitale, Serio fermato da Castronovo. La rimessa per Giacomo Palazzolo, poi Serio propone al centro, Capizzi in qualche modo riesce anche ad innescare Mamone, controllo non perfetto, poi rimpallo che favorisce Vassallo, Serio allarga dalle parti di Maniaci che propone un brutto pallone al centro, recuperato da Favata, Corda allarga coinvolgendo Parisi che può avanzare, c'è spazio al centro, si va invece lungolinea da Fucile, Fucile però fermato da Arcadipane che guadagna la rimessa. La laterale battuto proprio da Arcadipane. La prolunga senza grosso successo in questo caso Manuel Vitale, poi Mamone non riesce a controllarla, arriva Giannone come un treno, viene però scortato fuori da Salvatore Palazzolo. Ed è un fallo laterale per il Città di Cinisi. Serio. Il tocco, la palla rimane in campo. Di Giovanni di testa. Favata al controllo, poi Castronovo vince il rimpallo. Favata, si può girare, il capitano di oggi del Cus. Mamone, il controllo non perfetto ancora una volta, subentra però nell'azione Falanga. Il cross sul secondo palo, non c'è Fucile, non c'è Corda, spazza via. Qui sbaglia però Capizzi, allora attenzione alla ripartenza con Francesco Vitale, il tocco centrale per Manuel Vitale che se la porta sul sinistro, allarga ancora per il numero 8 che era però in fuorigioco e getta alle ortiche una bella chance. Andrà dal fondo Di Giovanni. Castronovo. Falanga per vie centrali. Cerca di allargare ma viene subito fermato. Cambiato consegne per i suoi uomini a centrocampo mister Rao, che sto a Falanga di giocare più tra le linee, con Favata che invece ha più compiti da mezzala per sganciarsi. Qui cerca di anticipare Salvatore Palazzolo ma viene fermato, poi ancora Falanga fermato da Craparo, ci vuole il rientro di Favata, si pattina un po' a centrocampo, Favata zoppica dopo il contrasto e mister Rao sta preparando forse l'ingresso di Bargione, mentre Falanga allarga per Mamone, fuori gioco.
C'è il cambio con l'uscita di Falanga. L'ingresso in campo di Mattia Sbargione, uno dei protagonisti tra gli allievi under 17, stagione che non è culminata con il piazzamento playoff per la compagine Cussina in questo caso, però Sbargione, così come Viviano, è stato tra i protagonisti di questo campionato. Attenzione però a Giacomo Palazzolo che propone al centro, la palla non rientra in campo e si perde dunque sul fondo. Sbargione, così come Viviano, così come altri ragazzi, come ad esempio Daniel Ferrara, hanno trovato spazio nell'ultima gara del girone che il CUS ha affrontato, ovviamente con i suoi allievi under 18. Partita vinta contro l'Oratorio San Vincenzo, con assegno un altro elemento di spicco della formazione under 17, ovvero sia Caleb Kubi. Intanto attenzione alla palla troppo lunga per Mamone. E poi Viviano, che abbiamo già menzionato abbondantemente come il man of the match nello spareggio della Juniores contro il Resuttana, ma che ha anche segnato nell'ultima gara interna, quella contro il Casteldaccia, in quello che è un incrocio che si ripeterà sempre con la Juniores in ballo, con la formazione di Mister Rao e quella di Mister D'Angelo, che si andranno ad affrontare tra altre cose Cus Palermo e Casteldaccia, che rischiano di incontrarsi anche nel campionato prossimo di promozione, visto che il Cus, con i risultati della penultima giornata del campionato di eccellenza, ha visto la sentenza della retrocessione in promozione, mentre il Casteldaccia attende di scendere in campo per la finale del playoff del girone A, sempre di promozione, tra il Gangi e la Folgore di Castelvetrano, dopodiché andrà ad affrontare la vincente del playoff del girone B per scoprire quale sarà il suo campionato di appartenenza nella stagione 2022-2023. Occhio al calcio di punizione, torniamo in cronaca con Gnoffo che è pronto alla battuta. 3 in barriera per Addotto. Fischia l'arbitro. C'è Gnoffo che guarda la barriera, prende una lunga rincorsa, la palla finisce ben sopra la traversa, forse giusto per fare una battuta, distratto dai pali del rugby presenti alle spalle del terreno di gioco, campo della Fincantieri, che ospita anche formazioni rugbistiche come il Rugby Palermo, che sta giocando il suo campionato di Serie B proprio sul terreno di gioco di via Calcedonio. Tanto il cross di Favata, colpo di testa ad allontanare da parte proprio di Gnoffo, poi c'è il contatto, fallo di Fucile, calcio di punizione, 24 in corso, 21 più recupero al termine, è sempre 1-0, decide sempre il gol di Attilio Mamone. Ed è Pepe a battere con Castronovo che tocca. Fa avanzare Manuel Vitale. Palla messa al centro da Francisco Vitale, intercettata. Favata recupera. Mamone. Passa in mezzo a due Mamone.
che poi dribbla nuovamente il numero 8 avversario e lancia dalle parti di Favata. Favata all'1 contro 1, ancora Favata, cerca di piazzarla, blocca Pepe. Ricordo che il gol è arrivato in avvio di ripresa con Attilio Mamone, che ha approfittato di una indecisione tra il portiere Pepe e il difensore Vassallo. Tanto Giacomo Palazzolo cerca di dribblare Corda, che lo rallenta solo per un attimo, poi recupera Bargione che va via. Bargione, il lancio per Mamone, la posizione è regolare. Mamone all'1 contro 1, Mamone converge, Mamone destro, la respinta da parte di Pepe, che rimane in piedi fino alla fine e smanaccia. Capizzi, Favata, lo scontro con Serio, calcio di punizione. Scontro fortuito con Serio, che poi si va a sincerare delle condizioni di Favata. Cenno di intesa tra i due. C'è il cambio. Sta per arrivare il turno di Mazza. E l'uscita di Castronovo. Cambio offensivo per Mister Rao, che evidentemente vuole mettere un altro uomo di peso là davanti. Mazza, che nell'ultima gara di regular season che ha disputato ha anche segnato un gol pesantissimo contro il Resuttana San Lorenzo sul campo della Panormus. Tanto proprio Mazza va a far sponda, cerca Giannone, smanaccia Pepe, calcio d'angolo numero 9 per il Cus Palermo. A te, a te, a te, chiedi quanto manca, a te. Calcio d'angolo che verrà affidato a Corda. La battuta che esce male dal piede. Il giocatore subentrato a gara in corso. Poi ancora Corda che propone il cross. Mazza la sfiora appena e non inquadra la porta. Occasione proprio per il nuovo entrato. La palla che si perde in fallo laterale. Qui male ancora la difesa del Città di Cinisi. Questa volta esce con i tempi giusti Pepe. Innesca Serio. Lancio lungo dalle parti di Francesco Vitale. All'1 contro 1 con Giannone. Intervento. Serio. Converge, palla sul destro, c'è il tentativo, Addotto blocca senza problemi. La battuta di Addotto oltre il centrocampo dalle parti di Giacomo Palazzolo, poi Craparo col braccio secondo l'arbitro. Calma, calma. Banjo, faccata, Banjo. Bargione. Il tocco poi di Favata su Capizzi. Di Giovanni. Battuta lunga, tocca Serio. Poi in qualche modo Giacomo Palazzolo, poi Mazza recupera. Fucile trattenuto, si gioca. Adesso però fischia l'arbitro. C'era stata la trattenuta su Fucile, qui proteste
non solo eccessive ma anche ingiustificate, perché la trattenuta sul fucile c'era stata. Qui il direttore di gara, che evidentemente si è accorto che le proteste arrivano dalla panchina e non dagli spalti. Ammonito anche Giovanni Di Salvo, dirigente. Minaccia anche provvedimenti più gravi. Arriva l'espulsione per il dirigente Di Salvo. Dirigente che aveva guadagnato l'ingresso in campo con qualche minuto di ritardo rispetto all'inizio della ripresa e lo lascia con qualche minuto di anticipo. Sono ribattuto a te. Fallo tirare. C'è il fischio, intanto calcio di punizione, Corda, la palla messa in mezzo, Pepe con l'uscita. Parere non richiesto, il fatto che una circostanza del genere siano i più adulti, quelli un po' più navigati, a farsi notare per atteggiamenti un po' più eccessivi, mentre i ragazzi pensano solo a giocare e tra l'altro vedono anche spezzare il ritmo di gioco in quella che è una delle ultime partite di una lunga stagione per entrambe le squadre. Qui forse colpito Corda, l'arbitro lascia giocare e c'è il lancio per Francesco Vitale anticipato da Capizzi. Favata, passata al centro su Di Giovanni. Il lancio per la corsa di Parisi in proiezione offensiva. Parisi propone al centro, smanaccia Pepe ed è provvidenziale perché c'erano Mazza e Mamone pronti all'appuntamento col pallone. Qui tocca Mamone in fallo laterale, mezz'ora scaduta già da un paio di minuti e giù Pepe, forse atterrato male dopo l'uscita a mezza altezza. E la rimessa per Giacomo Palazzolo. Pallone che arriva di testa a Bargione, altro fallo laterale qualche metro più avanti per il Città di Cinisi. Qui guadagna qualche metro di troppo Giacomo Palazzolo, palla che è uscita almeno 10 metri più indietro. La battuta di Giannone verso Mazza che lotta, si spintona con Gnoffo, si gioca. Corda riesce con le sue lunghe leve ad anticipare Manuel Vitale, poi propone verso il centro, anticipato Fucile, poi sempre Corda di testa verso Bargione, ancora Corda, altra chance per lui. Di Giovanni mette ordine e poi lancia a Giannone, di prima su Bargione, cerca il tracciante verso Mamone, palla troppo lunga, però apprezzabile comunque il tentativo, anche se Mister Rao lo invita a cercare la giocata più semplice. Di testa di Giovanni, Favata allarga su Parisi, centralmente Corda prova ancora a suggerire su Mazza e su Parisi che corre veloce, viene anticipato, poi arriva ancora Mazza in mezzo a due, lo fermano. Serio
Serio la perde. Palla in fallo laterale mentre siamo all'alba degli ultimi 10 minuti di questa partita, che ricordo ancora una volta per il momento premia il CUS. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari, qualora dovesse permanere l'equilibrio anche dopo l'overtime. Saranno comunque i ragazzi di Mister Rao a festeggiare il passaggio del turno in virtù del miglior piazzamento. Qui intanto Mamone, l'aggancio. Corda sventaglia su Parisi che controlla. Cus che non sta subendo l'iniziativa, il tentativo di rientro in partita da parte del Città di Cinisi. Occhio però intanto a Serio, controllo in qualche modo di Maniaci, un po' sparito dalla partita il numero 10 ospite. Favata, Giannone, Di Giovanni, Giannone, salto di uomo, palla a fucile che la perde, poi per sua fortuna non ne approfitta Serio, allora Favata. Il controllo e la palla scodellata da Parisi su Mazza che prolunga per la corsa di Corda che commette fallo. Fallo su Serio, punizione Città di Cinisi. Abbassi. Batte Pepe, palla che resta corta, poi in qualche modo arriva dalle parti di Di Giovanni. Fucile anticipato, poi tocco di Corda. Prova a inserirsi Maniaci, però Di Giovanni ha buon gioco in due tempi. Corda, fucile, allarga su Bargione. Si muove Mamone tra le linee. Bargione prova ad andare proprio da lui. C'è forse un fallo su Bargione. L'arbitro lascia correre. E poi mette fuori il pallone Serio. C'era stato il fallo su Mattias Bargione. Si rialza il fantasista della formazione Under 17. Dalla linea mediana alla sua destra, grazie. E restituisce intanto palla proprio Bargione. Tanto non muove nulla né Mister Rao né Mister Rossetti. Rimessa su Giannone, ultimi 7 più recupero. Mazza cerca di prolungarlo, non ci riesce. Poi Fucile cerca anche lui di gestirla ma senza successo. Craparo, Serio, calcia lontano. Poi la sponda da parte di Francesco Vitale su Salvatore Palazzolo che converge. Attenzione a Palazzolo, lo scarico. Poi ancora Palazzolo al tiro, a dotto. Poi ancora Palazzolo, palla che rimane lì. Capizzi la allontana, c'è fallo in attacco. E alla fine si salva il CUS grazie anche al suo portiere. La prima vera palla gol della partita per il Città di Cinisi, o almeno limitatamente al secondo tempo. Sventata da Marco Addotto dopo una bella azione di Salvatore Palazzolo. Di Giovanni va a lungo, Mazza non riesce a prolungare, poi spazza via Vassallo. Favata tocca, Corda prova ad arrivare, in effetti arriva. La rimessa sarà per il CUS che
Si gioca il cambio, il terzo, Gianno! con l'ingresso in campo di Mangano. Manca, già. E l'uscita di Fucile passa alla difesa a 3, mister Rao. Con Parisi e Giannone che vanno a fare gli esterni a centrocampo. E con Mamone Mazza, coppia d'attacco. Qui Parisi, l'arbitro fischia il fallo precedente di Mazza. 4,5 più recupero alla fine. Craparo prova a passare su Corda, ancora il capitano del Città di Cinisi. Scarico indietro, un po' complicato da parte di Francesco Vitale, quella che diventa comunque buona per Serio. Serio centrale per Salvatore Palazzolo che riesce nel dribbling. Ancora il 17 che poi allarga il gioco per Francesco Vitale. Triangolo che prova a chiudersi, pallone messo al centro, c'è il tentativo da parte di Manuel Vitale, chiuso. Soffre un po' la difesa del Cus in questo frangente. Ancora Maniaci, lo scambio con Serio, colpo di testa di Giannone, poi pallone allontanato da Bargione, cercando Mazza. Gnoffo in fallo laterale. Tre minuti e mezzo più recupero. Sì, c'è visto Ferrara. Ferrara. Qui ancora un po' di perdita di tempo per la rimessa laterale. Si gioca adesso con Parisi che cerca Mazza. Mazza usa il fisico, alla meglio Vassallo e guadagna fallo laterale. La battuta di Arcadipane, il tocco di Favata, poi si gioca ancora, fallo di Corda. La battuta della punizione affidata a Gabriele Vassallo. Ultimi due più recupero da giocare. Corda riesce a controllare il pallone. Avanza Corda, si sgancia Mamone, si sgancia Mazza. La palla però è preda di Vassallo. Tu Bargio. Qui l'ottima chiusura da parte di Bargione che può innescare il contropiede del Cus. Allunga la falcata a Bargione che prova a passare centralmente. Ha una seconda chance. Il dribbling di Bargione su Palazzolo. La palla messa al centro, secondo palo. Mazza la controlla. Mazza cerca il dribbling, non gli riesce. Poi Vassallo lo chiude e poi va giù. Guadagna calcio di punizione. Protesta Mazza. La battuta di Pepe di testa Favata, poi Corda arriva per primo, cerca di passare, lo chiudono in tre, ma ancora Corda che passa. Mazza scambia proprio con lui. Corda vince un rimpallo, si propone Mamone, palla ancora di Corda che finta il tiro, poi ancora Corda, il tocco per Mazza che solo. Mazza tu per tu con Pepe che respinge. Attacco ancora vivo. Corda viene però fermato. Qui Mazza con l'anticipo, la palla per Bargione, si disinteressa Mamone che è in fuorigioco, l'arbitro ferma l'azione.
Atti, bandierina, Atti. Si riprenderà con una palla scodellata proprio per Bargione. 3 minuti. 3 minuti di recupero con il Cus in possesso palla nella metà campo avversaria. Bargione. Corda. Torna da Bargione. Bargione. Salta due avversari, poi la perde, si riparte dal fondo. Qui Bargione poco malizioso, rimasto in piedi. Il rinvio di Pep, colpo di testa, poi subentra Serio, il colpo con Capizzi, lo scontro ha preso sia palla che gamba, il centrale del Cus, colpo di testa di Gnoffo, poi Francesco Vitale, Craparo, tocca a Corda che poi subentra nell'azione, ancora Corda, però a vincere un rimpallo non ci riesce, poi al contrasto con Arcadipane, attenzione a Salvatore Palazzolo che passa dal centro, Serio prova a convergere, evita Bargione che lo insegue, Serio propone al centro, spazza in qualche modo svirgolando Giannone, poi attenzione ancora all'attacco vivo con Francesco Vitale per il Cittadicini, sia l'1 contro 1, propone al centro, attenzione a Maniaci che prova a liberarsi, la palla allontanata e poi Corda che tocca in avanti, Mazza se n'è andato metà del recupero e la palla finisce in fallo laterale, rimessa a Cus. Rimessa su Favata. Bargione. Bargione la tiene, ancora Bargione, lo scarico per Mazza, controlla a seguire, non perfetto. Subentra nell'azione Corda che va al tiro col sinistro. Palla sopra la traversa, occasione per il 2-0 proprio sul gong. Riprende il gioco, ultimi 45 secondi di partita. Rimessa Cittadicini sì, che ha l'ultima chance per portare la partita oltre i 90. Di Giovanni Colpetto, altra rimessa per la squadra ospite. Sempre con Arcadipane, tocca fuori Parisi, terza rimessa consecutiva. Altra rimessa per Gaetano Arcadipane. Si è perso qualche secondo, vediamo se si recupera. Di testa Favata, forse sbilanciato, la palla rimane in area di rigore, colpo di testa di Mangano, poi palla che diventa ancora buona per la conclusione da parte di Palazzolo che si perde alta. Può andare alla battuta lunga di Giovanni, direttore di gara che lascia giocare. Colpo di testa di Mazza, Vassallo. Siamo 35 secondi oltre il terzo minuto di recupero. Allontana Favata, poi Mazza, la palla che scorre, l'arbitro non fischia, ma fischia adesso. Finisce la partita, il Cus Palermo batte il Cittadicini per 1-0 grazie al gol di Attilio Mamone e prosegue il suo cammino nel campionato regionale allievi Under 18 in attesa del risultato di Costa Gaià del Cam contro Atletico Nissa. Un'altra vittoria per il gruppo guidato da Mister Rao che sta continuando a macinare chilometri in questa grande stagione. Ricordo ancora una volta la rete messa a segno nei primissimi minuti del secondo tempo dal solito Attilio Mamone che ha sfruttato, ha approfittato di un errore da parte della difesa del Cittadicini, da parte di Francesco Camuga, da parte di tutto lo staff di Sportisili.it. Un ringraziamento a chi ci ha seguito
appuntamento ai prossimi impegni. In particolare vi ricordiamo 2 gare sempre delle giovanili Cus Palermo e Fincantieri direttamente dal terreno di gioco di via Altofonte del centro universitario sportivo. Intanto ancora una volta con un saluto e ringraziamento vi diamo appuntamento alla prossima.